Oltre 1 metro di catrame e asfalto. Questo è quello che ha realizzato l'ANAS negli anni per tentare di nascondere un vero misfatto di un tratto di strada franato, crollato e che ripetutamente veniva riempito, colmato utilizzando catrame e asfalto in maniera indiscriminata, come se si dovesse nascondere e coprire un misfatto tutto di Stato, tutto dell'ANAS, senza che nessuno potesse intervenire. Con velocità rapidissima l'ANAS copriva con appunto catrame e asfalto sino ad arrivare a questo strato di oltre 1 metro di catrame e asfalto. Una situazione davvero insostenibile, davvero un misfatto tutto di Stato targato ANAS.